Ha appena 18 anni il responsabile degli spari notturni che si sono verificati per ben 2 giorni a San Martino di Lupari. Il giovane dell'Est Europa è stato denunciato per il reato di accensione ed esplosioni pericolose. Sabato notte in via Cardinale Agostini 2 passanti avevano notato un ragazzo che con il volto coperto da un passamontagna armato di pistola, vistosi scoperto, aveva esploso alcuni colpi in aria e poi era scappato. Ai carabinieri intervenuti i 2 testimoni hanno fornito un dettaglio fondamentale, descrivendo il vistoso tatuaggio che aveva il giovane armato. A terra i militari hanno anche rinvenuto alcuni bossoli a salve. Lunedì ad allertare i carabinieri invece è stata un'anziana svegliata nel cuore della notte dal rumore di diverse esplosioni. La donna alla finestra ha visto un ragazzo che si allontanava a piedi nei campi, urlando, imprecando e continuando a sparare in aria. Anche in questo caso il fuggitivo aveva un tatuaggio vistoso alla gamba. Grazie alle descrizioni fornite dai testimoni e all'analisi dei filmati della videosorveglianza cittadina, i carabinieri sono riusciti a risalire all'identità del sospettato, individuato durante i controlli in via Papa Luciani a San Martino di Lupari. È stato trovato in possesso di una pistola a salve nascosta nella tasca della giacca, completa di caricatore e con 5 proiettili. Nella perquisizione della sua abitazione è stata rinvenuta la valigetta dell'arma e una scatola contenente ulteriori 50 colpi.